L'immigrazione in primo piano con la presa di posizione del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Dal 1° luglio prenderanno il via i controlli congiunti ai confini con l'obiettivo di contrastare in modo deciso l'ingresso di migranti irregolari in Friuli Venezia Giulia. Ad annunciarlo il governatore Fedriga a seguito di un confronto con il consolato generale di Slovenia. Sono estremamente preoccupato per quanto sta accadendo al confine italo-sloveno, ha detto Fedriga, malgrado l'enorme sforzo del governo che ha disposto il potenziamento di organico delle forze dell'ordine e un maggior presidio del territorio. La situazione non può infatti risolversi se tutti i paesi coinvolti non offrono il loro contributo. Se oggi c'è evidenza dei numeri che caratterizzano i flussi, perché come ricorda il governatore, a differenza che in passato i controlli ci sono, altrettanto importante è la sinergia avviata con la Slovenia, una partnership che, rende noto Fedriga a seguito di un confronto con il consolato generale della vicina Repubblica, porterà dal 1° luglio all'attivazione, come abbiamo detto, di pattuglie miste sui confini utili ad arginare l'ingresso di irregolari. L'appello del governatore si estende ai paesi attraversati dalla rotta balcanica, a cui viene chiesta piena collaborazione ad iniziare dalla Croazia. L'Italia e la Slovenia non possono infatti essere le uniche due realtà, dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, a combattere l'immigrazione clandestina. Ognuno deve fare la propria parte e presidiare i confini del proprio territorio. Criticità, quelle elencate da Fedriga, che se non dovessero essere superate in breve tempo porteranno il Friuli Venezia Giulia a valutare di richiedere al governo la sospensione del trattato di Schengen, come abbiamo avuto modo anche di annunciare all'apertura del nostro telegiornale. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FNP Polizia di Stato, ben ritrovato. Grazie. Questione che resta al centro questa. Ben ritrovati, è una situazione che da anni insomma, l'abbiamo vista nell'anno 90 quando c'erano questi passaggi, questi arrivi dall'Albania, e ce li siamo ritrovati dopo qualche decennio anche dai paesi del Nord Africa e chiaramente paesi estremi come Pakistan, Iran e tanti altri paesi, insomma, del Medio Oriente. Il problema è uno, il problema è che ben vengano queste restrizioni se ci devono essere maggiori controlli. Il problema è che il governatore fa i conti senza l'oste. Gli abbiamo chiesto di potenziare il Friuli Venezia Giulia, ci è stato promesso che il Friuli Venezia Giulia veniva potenziato, ma se pensiamo 25 persone in più a Udine, 12 a Gorizia, 15 a Pordenone e un'altra decina su Trieste e Udine, insomma non credo che ci sia un potenziamento così importante. D'altronde al governo ci sono proprio i suoi uomini di partito, ci sono uomini di partito dello stesso governatore, a cui abbiamo chiesto di potenziare questo Friuli Venezia Giulia, proprio in ragione di un'emergenza che si stava già sviluppando da qua a 3-4 anni fa. Cioè non è che oggi ci svegliamo e diciamo stanno arrivando dai paesi balcani. Cioè, io soprattutto da questi teleschermi l'ho sempre detto, ma sulla carta stampata l'ho sempre detto, oggi qualche altro sindacato fa emergere questa situazione. Insomma, svegliatevi, perché lo dico da molti e molti anni. Allora io dico, sono effettivamente raddoppiati gli arrivi in questi ultimi tempi dai paesi e dalla rotta balcanica, ma il problema è uno: se chiudono i porti, come è giusto che sia, questi arrivano da un'altra parte. L'ha ribadito anche Salvini oggi, se chiudiamo i porti, e l'ha ribadito, e ben venga che lo chiuda, ma è vero che se uno non entra da una parte entra dall'altra, quindi non è che ci stiamo... Poi la Germania con i dublinanti. Certo, la Germania ti rimanda indietro, ci sono questi accordi internazionali che non vengono rispettati, ma gli accordi di Berlino dicono che chi li identifica si ritiene, quindi mi pare che stiamo un po' scoprendo l'acqua calda. C'è qualche accordo da rivedere secondo lei, visto che parliamo dell'accordo di Dublino, di Schengen? Sicuramente sono questi accordi internazionali che ci sono e non vengono rispettati, e sicuramente le norme devono essere cambiate, perché se continuiamo a dire che chi li identifica per la prima volta si li deve tenere, sì, ora che si arriva in Germania mi pare che o arrivino in aereo o vengono paracadutati, o se no in Germania non ci arriveranno mai, quindi voglio dire,
cane che si morde la coda, ma è una sciocchezza quella di continuare a persistere con queste condizioni, con queste leggi, con queste norme europee, cioè questo è il discorso. Quindi se, ripeto, si vuole chiudere i porti, ripeto, bene, perché ognuno deve gestirsi i propri problemi a casa sua, allora è giusto anche pensare, sapere, conoscere che da qualche parte queste persone arrivano. Abbiamo avuto triplicazioni di arrivi in questo periodo, ma abbiamo avuto oltre il 50% di persone delle forze dell'ordine che sono andate in pensione e non vengono reintegrate. C'era stato promesso un turnover a 50-50, questo non sta avvenendo. Cioè, se pensate che... Io ho letto poi dei numeri sui giornali e vorrei sapere da chi ha 100, forse con la somma tra carabinieri, poliziotti e di questi famosi, perché se facciamo la conta arriviamo sì 50-60 in polizia, però parliamo da 8 luglio di quest'anno, quindi fra un mese, l'8 luglio, fino al aprile 2020, quindi arrivi che fanno sorridere, perché se a Pordenone l'8 luglio arriveranno 2 persone, e anche qui ne possiamo discutere, uno di classe 1971, uno classe 1965 che andrà in pensione fra 4 anni, cioè veramente mi fanno sorridere. Beh. Se questo è potenziare il Friuli Venezia Giulia, beh, allora tra governatore e ministro dell'interno dobbiamo un po' rivederci e vedere di capire che il Friuli ha come regione, una regione importante, ha bisogno di molti più uomini. Grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. A proposito di migranti irregolari, ancora altri 18 arrivi proprio dalla rotta balcanica a Trieste.